Quella cuciniamo insieme ad Andrea. Oggi vi farò una cassata totalmente dimenticata. Ahimè, ti fa pure la rima. Curiosi? E allora, a un inno in cucina. Ed eccoci qua al nostro appuntamento goloso. Oggi vi presenterò una cassata con canusce nudo, o quantomeno pochissime persone, compreso addetti ai lavori. Parlo della cassata di Costanza d'Aragona. Ma che cosa è? E ora ci arriviamo. Costanza d'Aragona, facciamo una piccola premessa. Costanza d'Aragona è stata l'ultima regina che abbiamo avuto in Sicilia. Moglie di Federico II, ha valorizzato talmente tanto la cultura siciliana che era molto ma molto amata appunto dal popolo sicuro. Tanto amata che i pasticceri dell'epoca decisero di dedicare una cassata, quindi una variante di cassata appunto alla corona della regina Costanza. Questa corona è stata poi ritrovata all'interno del sarcofago che viene custodito nella cattedrale di Palermo dall'archeologo Daniele, che esclamò a trovare una coppola, quindi un copricapo, in siciliano si chiama coppola, un pochino di pietre preziose e di oro massiccio. Io ricordo qualche passaggio, non ricordo tutta la frase per intera, però giusto per rendere l'idea. Si tratta appunto di un copricapo apparentemente umile, in cuoio infatti, a forma di cuffietta. Potete andarla ad ammirare nella cattedrale di Palermo, su Google cercate le foto, ce ne sono tantissime. Ma era appunto tempestata di pietre preziose e oro, divisa in 4 spicchi, e ogni spicco veniva delineato e separato dall'altro appunto da pietre preziose e oro massiccio. Questa corona era la tipica corona normanna, cosiddetta anche Camaleuco, e per madre era coppola. La chiamavamo così, quindi di questo si tratta. Appunto, i pasticceri siciliani in quel periodo decisero di dedicare alla regina questa variante di cassata bellissima, molto molto bella. Infatti vi invito a non andare via a guardare tutto il video, spero di riuscire a farla quantomeno simile, perché non è così semplice, ma mi andava comunque di promuovere e far conoscere un prodotto che purtroppo oggigiorno, ahimè, è totalmente scomparso dalle pasticcerie siciliane e non capisco il motivo. Far passare comunque un messaggio che quando voi parlate di cassata tradizionale siciliana e vi riferite a quella con la glassa bianca sopra, state commettendo un grandissimo errore, e adesso vi spiego il perché. A parte che in descrizione troverete il link che vi proietterà direttamente, dove appunto io in un video narro e racconto tutte le origini della cassata, ma adesso vi faccio una breve sintesi. La cassata, quella con la glassa bianca sopra e tutti i canditi, è nata nella metà dell'800 da un pasticcere bravissimo, certo Gulì, Corso Vittorio Emanuele, oggi non c'è più. Questo pasticcere creò questo dolce che poi ha avuto un successo planetario, ora ci vuole. Ma non è una cassata tradizionale, quella è una cassata alla siciliana. La cassata siciliana ha origini molto ma molto più remote e anche ingredienti totalmente differenti da quello. Ma adesso, fatta questa piccola premessa e precisazione, andiamo a tuffarci direttamente all'interno di questa fantastica, straordinaria e molto ma molto bella versione di cassata dedicata alla regina Costanza. Benissimo, eccoci qua. Allora, partiamo subito da una base che è appunto una pasta frolla, la classica pasta frolla siciliana. Come dico sempre, non vi darò gli ingredienti durante l'esecuzione del video, ma troverete tutto scritto giù in descrizione. Quindi io parto con una planetaria, all'interno ho appena messo zucchero, vado a mettere la farina. Inserisco un gancio, se non è difficile campare. Poi sfrutto temperatura ambiente e comincio a farlo andare a velocità 1. Faccio andare per qualche secondo e vado ad inserire uova, latte e un cucchiaio di marmellata di albicocca e vado ad impastare, sempre a velocità 1. Trasferiamo la frolla sul banco da lavoro e finiamo di impastare a mano. Allora, ricotta di pecora sgocciolata, zucchero, e cominciamo ad amalgamare il tutto. Io non vado a frustare tantissimo, quel tanto che mi consente di far sciogliere lo zucchero con la ricotta, ma è un gusto mio personale, perché moltissimi quando fanno la crema di ricotta addirittura la setacciano, quindi la rendono molto ma molto setosa. A me personalmente la crema di ricotta piace un po' più grezza, quindi anche qui a gusto vostro. Se la volete più setosa, passatela anche ad un passa verdura, quindi prima fate
crema e fate ricotta, zucchero, unite i due composti, poi prendete questo che ho appena fatto, lo passate tranquillamente ad un passaperduto e là uscirà un prodotto molto ma molto più setoso. Diversamente, se la volete un po' più grezza, quindi sentire un po' più la consistenza della ricotta, va bene quello che sto facendo. Unito zucchero e ricotta, poi vado ad inserire le gocce di cioccolato fondente. Trasferisco il composto in frigorifero. Prendiamo la nostra passafrolla e la andiamo a stendere col mattarello sottilmente a preparare l'involucro della cassata. Un po' di farina sul piano da lavoro, un po' anche sulla frolla e cominciamo a stenderla. Prendete una boule e cercate il più possibile di ricavarne un pezzo che possa tranquillamente ricadere al suo interno. All'interno della boule mettete un pezzettino di carta forno giusto per far aderire tutte quante le pareti e andiamo a trasportare appunto al suo interno la pasta frolla. La nostra frolla, e questa è la fase un poco più complicata, ma non vi preoccupate, anche se si dovesse deformare poi con le mani la frolla, ha questa bellissima particolarità che ti dà la possibilità di riparare se c'è qualche buchino, se c'è qualche malformazione, quindi non vi preoccupate. Messa la frolla, adesso andiamo a riempirla. Iniziamo con i vari strati. Un po' di pan di Spagna, io la parte esterna del pan di Spagna non la tolgo perché anzi mi aiuterà ad assorbire l'umidità che rilascerà la ricotta. E andiamo a ricoprire tutto quanto con ricotta. Livelliamo al meglio la ricotta, mettiamo altro pan di Spagna, andiamo a chiudere con un'altra sfoglia di pasta frolla, in questo modo, e sigilliamo per bene. Fatto questo, lo andiamo a riporre in congelatore una ventina di minuti, al massimo mezz'ora. Andiamo a sformare direttamente su una teglia foderata da carta forno. Mi sono preparato delle decorazioni perché cercherò di dare le sembianze, almeno proverò a farlo, di quello che è la corona originale, come vi dicevo, depositata nella cattedrale di Palermo. Proverò a farlo, spero che venga, non dico bella, ma quantomeno accettabile. Quindi sfoderiamo direttamente su appunto una teglia già foderata e cominciamo a decorare. Togliamo la carta forno. La forma ci siamo, è quella, speriamo pure le decorazioni siano degne di noi. Con un po' d'uovo spennelliamo le decorazioni, così abbiamo la certezza che aderiscono per bene e le applichiamo facendo un po' di pressione. Continuiamo così. Pennello, uovo battuto e cerchiamo di bagnare in maniera omogenea con l'uovo battuto tutta quanta la nostra cassata di Costanza. La nostra cassata trasferiamola in forno a 220 gradi circa mezz'ora. Qua, guardate che carina che è, adesso è parecchio calda e non si deve assolutamente toccare. Ve la faccio un po' vedere, faccio fare un giro su se stessa velocemente. Eccola qua. La faccio raffreddare e poi la andrò a finire di decorare. Ed eccola qua in tutto il suo splendore, facciamo fare un bel giro. Anzi, da notare, io mi ritengo, devo dire la verità, molto soddisfatto, perché da notare anche, vedete, queste crepe che richiamano un po' quelle che sono le grinze di un tessuto in cuoio, no? Di una classica cuffietta in cuoio. Quindi veramente devo dire, mi piace molto. Ed eccola qua in tutto il splendore, guardate quant'è bella! E il profumo che emana è incredibile, non solo di dolce, ma appunto di storia. Storia della mia terra, storia della Sicilia. Perché riproduce, come vi ho detto, la corona dell'ultima regina che abbiamo avuto in Sicilia, la regina Costanza. Questo video spero possa essere di ispirazione a qualche maestro pasticcere che riprenda così a riprodurla e ad esporla nelle proprie vetrine, perché obiettivamente è un peccato non vederla più.
Oggi non farò l'assaggio, mi scuso con tutti quanti voi, perché siamo a venerdì e io, sinceramente, vorrei aprirla domenica di Pasqua. Ho deciso di fare questo video appunto il venerdì per poter mettere tutti quanti voi nelle condizioni di poterla tranquillamente preparare, avere tutto il tempo per fare la spesa appunto e prepararla, perché per 2-3 giorni si conserva perfettamente in frigorifero. Ma come sempre vi posso assicurare che dopo averla assaggiata esclamerò ed esclameremo un sontuoso "Oh, beh, buona Pasqua a tutti!